Boh, allora. Oh, guarda che bene, si è tirato gli skate del rotante e ora adesso il motore anche sa che si modria. Si va, meno da rotore che dopo prepareremo il fend col versuro e avremo tutto. Sì, dai, devo motorlo oggi. Allora, il riso l'è stato traviato. Se sedia, buonanotte a soia. In casa è stato traviato. E, e fin qua ci siamo. Adesso non mi pare che sia ancora arrivato gli schede. No, difatti. Mi segno ancora arrivato gli schede a soia. Mi riverrò più avanti sicuro. E niente. È rimasto a sistemare il vigneto adesso. Quello sì, è rimasto a sistemare il vigneto. Allora, prima di tutto magari andiamo a prendere il rotante e dopo facciamo un salto al mio amico che andiamo a prendere in presta il cingolato col versuro. Cariamo ben fondo lì. Così poi siamo a posto anche per le vigne. Oh là. Oh, ci va adesso vedremo subito. Se che sei ancora muccio fuori. Ho intravisto un muccio di soia. Mi era chiesto ancora lì, se devo mangiarla magari. Se devo mangiare le cose magari, non lo so. Oh là. E qua ci siamo, mamma che presto, 2,50. Boh, è rotante. È qua. E ora mi ingancio subito. E dopo, anzi, aspetta un attimo, va. Oh, ci va. Meglio fare una roba fatta bene. Prima devo parlare, va. Devo va sul mio tirare rotante, va. Prima, oh, ci va, qua smorzo un attimo. Forse che ho ancora da darmi i Gardani. E il Gardano più che altro. Forse adesso guardo. Occhio. Boh, a posto anche questo. Posto e adesso avanti che attacchiamo. Dimmi se non vuoi passare da qua senza far massa danni. Sono un fiamma storto però. Va meglio. Va meglio. Boh,
Sto 5 metri però sotto l'F140 è un po' massa, eh. Vabbè, dipende. Dipende dalla macchina adesso, dal motore. Boh, e questa ce l'abbiamo. Adesso, avanti subito casa. Questo è un attaccare a rotante. E il caso è sul demotore. E il coso. Motore karaoke del motore a 5. Le gambe sbalzo ed ero sicuro perché vedo che tiro sul muro un po'. Mi sa di sì. Ora. Questo lo smussiamo qua. Adesso. Con cosa sai che tireremo? No. Proviamo col 105. Non so che fa. Vedremo se c'è 105 che fa con Careon. Speriamo. Non è che non è neanche massa pesante, però. Speriamo dai. No, dai, che devo rifare? Vabbè, mamma, seguiamo lì ancora. Che lì sarà a portare a vendere. Ma c'è ancora mezzo smontato. Devo provare a sistemare i denti che perdevo io, ma sa che lì. Andiamo prima a trarla però vecchio il botto. Ora, ne devo cagarsi un po' sotto, forse a guardare. Però, era anche salito lì.
Adesso qua siamo abbastanza piano, quindi non c'è problema. Ok. Smindia ormai. Oro. Allora, qua adesso non mi ricordo dove stavo. Stava qua. Neanche qui. Forse qui. Sì, qui stava. Oh, ci va. Boh, rampa del Verdes. Oh là. Ecco qua. Perfetto. Oro. Proprio lui. Oro, oro, oro. Vediamo se parte adesso. Ah, beh, mai paura lui. Oro. E non capivo come da capo. Fermo. Par bende sì, mi pare. Buono. Miga. Miga qua. E a posto. Su rampe e avanti. Vediamo se dobbiamo girarmi qua. Niente tanto. Meglio qua va. Non ci parlare di... Ta cazzo! Mamma che strada di merda! Oh, c'è Tasi che qua si può girarmi almeno qua. Mamma che suada a cavarlo da qua, aiuto. La macchina non era l'ideale, c'ho qua. Fa sto lavoro, mi sa. Si sente che siamo a pieno carico, zio cane. Ah, Dio santo che lavori.
limite dei 30, mica poter fare i 40. Bene. Mamma, aiuto. Ho già salita. Zona marcia. Zona altra marcia. Chi aiuto, zio cane. Da quinta a terza si lo passai. Mamma. Su una marcetta, dai. Oh là. Dai, tira fino all'ultimo. Là. Oh, basta, fermo qua. E vai in mosca, non ti non mia voglia di parlare del male altro. Ma riporta. Porco Giuda. Su, dimmi che lavori. Oh, una lancia libera. No, è una tema questa stagione. Che se no se cava, sto. Quella è una lancia libera. Ora. Porco Giuda, l'albero va in mona. Non ci parlano a punta. Boh. E ora il gancio qua. Tutto in fora. Essimo. Questa saremo. E la mettiamo qua. Boh. Perfetto. Morza. Facca boia quanto pesa sto rimorchio qua da volo. Porca. Era un pià pesantino infatti, l'ho visto. Occhio qua. Vediamo se vuole ne tira fuori. Oh là. Adesso sì che mi piace. Fondi mezzo metro. Sì che se la ora. Così sì che se la ora. Bene. Remo da
da fuori verso il centro e via. Ora, questa io col cingolo a filo, campo, filo, così siamo sicuri che non siamo tocchi e via. Chi ti ho senti urta un po' di più. È salita. Terra dura. Te lo senti sigia. E questa porta adesso bisogna vedere del spara questo da sotto per adesso. Sparando di me anche ad sparlo. Altrimenti neanche viene fuori lavoro. Là. Sì dai, si fa. Sì dai che viene fuori bene anche. A posto. E anche questo è arato, adesso attacchiamo il 140. E vediamo se gliela fa. Vediamo se gliela fa. Quei 5 metri a tirare a terra. Dopo che mancano da mangiare gallina. Dio. Oh Dio Dio. Speriamo che gli faccia. Perché a terra adesso c'è anche. Ognuno. Non serve di aspettare che passi di là. Guarda che becchia, sì. Allora, spera bene adesso. Proprio curioso. Allora, spassa e fuoco alle polveri. Pianito. Ok, ok. E fin qua riesce a farla andare avanti. Adesso, che ne ha un motore per muoversi?
Guarda sì. Si vuole inserire parzialmente anche sotto fossato. Guarda sì. Boh. Che ha un bel peso e sta il pego. Credevami. Cioè, sapevo mica che ha un bel peso. Un pianetto. 4 all'ora e via. Anzi, se potrei correre. Forse guardare. Forse guardare se il reattore. Penso questa è se nuove che fa ancora, ma posso guardare se l'istallatore Naemi Elfern, una 4 metri magari, 4 e mezzo e via. Que, que sì che è una roba assurda. Oh, là. Bestia che venga le venuto tirare. Fa comunque un bel lavoretto anche a sta il piego qua, di seconda mano. La fa un gran bel lavoretto comunque anche lei. Brava, brava. Cosa ciao. Mi vuoi sarà stifosati qua. Dopo gara con un rivovere da qui. E una volta da 5. Buona. Avanti. Para a terra che porta avanti. Bastia. Ma devo evitare. Un filo sul letteria mi pare. Mi sa che le drio sbriciare un piantino sul letterio left qua. 140. E la roba qui è strana, sai che ho anche messo il peso davanti zio che si impegna comunque quando ti attiri su si impegna comunque la macchina. Porco giuda, si è appesa sta fare. Nonostante tutto, vabbè che sono 5 metri, però raga, ho comunque un castello di tutto rispetto. Con i pistoni messi così, raga, un castello della malora c'è. Ci vedremo mangiare fuori un più a strada lì. Vabbè. Siete problemi. No. Guarda, guarda, guarda che tende a alzare il muso. Tende a alzare il naso al cielo. Vabbè. Benissimo qua. Tocca attaccarla all'8.20 questa mi sa. All'8.24. Beh, piano 8.24. Quanto il team ancora avanti io là. Non so quanto ancora va avanti perché ormai anche lui è andato, mi sa.
Oh. Beh, mi pare che qua tre passate. Guarda, su questo 5 metri siamo sicuri che siamo 5, 10 celle, largo 15 metri sto campo. Non so quanti fiari siano buoni a mettere caso qua, pochi mi sa. Perché 15 metri par 80 metri? Sì, è largo 15 metri. E fa più o meno 80 metri di lunghezza, 100, non ho parole. Vabbè, e a terra adesso si tira. Adesso mi è rimasta ancora una roba da fare qua. Buona. Adesso però è rimasta una menata ancora da sistemare. Occhio, ranginatore, trane. Boh, vabbè, prima far così. Là. Prima attaccare questa e a me anche se... Cioè che cos'è? Ciccia. Ha messo con la trincia da 2 metri qualcosa attacca. Oh, ci fa un tiro pure selvatico. Aspetta però, mi sa come viene. Sganciarlo lì. Questa. E un muovo col sametto perché... A parte sento stare a sganciare la trincia qua. Ma questo raga... Da fare il taglio, da fare il tagliando, giocando. Vado a cambiare galoio. Occhio qua vicino. Paca ragazzi qua. Si tre. Buona. Aspetta che non devo appiantare su qualcosa. Occhio qua. Oh là. Bene. Che cappia anche il gancio davanti. Adesso non mi ricordo. Sì, lo ganca il gancio. La madonna, bellissimo. Certo che ce l'ho il gancio davanti. Ma che sogno c'ho. Bellissimo. Bellissimo così. Pipianeo. Lo tiriamo qua. Dopo proviamo anche a vedere che figura che fa il Golden Takashi qua. È selvatico da Rio. Ma andare via per strada. Perché dato che fai 40, questo mi pare. Dato che fai 40, questo qua si potrebbe anche pararlo già. Per fare trasporti magari.
col selvatico a piccoli dicevo, senza stare ogni volta a attaccare lì a piettina. Lord. Campina, sì. Questo potrebbe essere un problema. Vabbè, Sara e... Ocio. Senza farlo qua, ulterior tempo, guarda, come prima. Ho butto rento Sios, ho venuto a Carios ormai. Oh, ma va che bello, che anche attacco alto. Bellissimo, cioè. Comodo così. Sì, sì. Perfetto lei. Cioè, lei è proprio il carretto suo per andare in strada questo. È proprio il carretto suo questo. Quello del Golden. Cazzarola, lei è un 80 cavalli, va bene che le CEO comunque. Cioè, va bene che pesa poco, però cazzo. È sempre un 85, no, un 80 cavalli. 4x4, quindi se te devi portare via legna magari, Martin, Drio. Cioè, se attaccare Fiat, ti ciappi questo, para. Te deve spedire come un trencio. Bellissimo. E adesso lo mettiamo a posto su anche magari. Ora. Ehi, da dove pensi tu di andare? Pianeta, pianeta. Ho detto pin pianeno. Fa il bravo. Là. Buono. Posso anche sganciarlo. Oro. Questo adesso, boh, non lo so neanche a me. Ho ributo qua, mi ne dubbio tanto per adesso. Non lo doperò. Lo dopererò più avanti sicuro per il vignettino nuovo, Stargadria magari. Magari troverò il noleggio, boh, senza un disco vigne. Boh, non lo so, vedrò. Vabbè. Adesso andiamo in casa, vai, così è meglio.